Agrigento e le amministrative, è scaduto il termine di presentazione delle liste. Ascoltiamo l'assessore designato da Silvio Alessi, Peppe Vita, sulle alleanze elettorali e sul consorzio universitario di Agrigento in finanziaria. Scaduto il termine di presentazione delle liste, Agrigento 2020 conferma il proprio appoggio a Silvio Alessi. Durante il viaggio si è perso un pezzo, il Partito Democratico, che ha sancito ufficialmente tramite il segretario regionale Fausto Raciti il sostegno al candidato Firetto. Peppe Vita. Si è perso un pezzo che noi lasciamo per strada ad altri senza grandi rancori, però con un dato di amarezza, specialmente per chi come me in passato ha avuto anche la tessera di questo partito. Un percorso assolutamente poco chiaro, quello del PD, che li porta a fare da stampella al candidato sindaco del rigassificatore, non so con quale coerenza, che porta il PD in qualche maniera spinto da quelle minoranze renziane che qua ad Agrigento lo sostenevano, ad andare ad appoggiare la candidatura di Firetto, dimenticando che tra questi personaggi qualcuno fece anche una battaglia importante contro il rigassificatore. Ma la storia del PD a livello nazionale è quella che è, la vediamo tutti oggi, l'amministrazione De Luca in Campania con fascisti che vanno alla tomba di Mussolini a Predappio a osannare Mussolini, o a esponenti di giunte cosentiniane che sono presenti. Insomma, non è che il PD a livello nazionale è differente da quello che è adesso, per cui lasciamo al sindaco del rigassificatore l'onere della loro compagnia, ne facciamo volentieri a meno. Ingegnere Vita, lei ritiene opportune delle precisazioni nel merito del voto finale in finanziaria anche all'articolo che ha riguardato il consorzio universitario di Agrigento? Beh, intanto dobbiamo fare una precisazione fondamentale. Noi non vogliamo meriti che non abbiamo. L'unica persona alla quale va dato veramente atto di essere stato concretamente responsabile, presente e propositivo è l'onorevole Fontana. L'onorevole Fontana è l'unico che in commissione ha proposto questo emendamento, che l'ha fatto approvare, che era coerentemente in aula fino alle votazioni finali. La stessa cosa non si può dire né dell'onorevole Firetto né dell'onorevole Di Mauro, che non solo non erano presenti in aula al momento delle votazioni, ma non erano presenti in aula nemmeno al momento del voto finale. Dei 5.000 emendamenti presentati non sappiamo cosa abbiano presentato, che poi il sindaco del rigassificatore mette a suo vanto un interesse verso il CUPA che non ha mai avuto, non si capisce, avrebbe potuto fare tante cose lui da onorevole regionale, non ha mosso un dito, non è stato presente alle votazioni finali, non è stato presente alle votazioni dell'emendamento. Io ho assistito a tutta la registrazione di quella seduta. Dalla registrazione delle 2.53, dal minuto 40.2 al minuto 49 non c'è presenza alcuna né dell'onorevole Firetto né dell'onorevole Di Mauro. Se sono stati in aula loro possono dimostrarcelo, noi non possiamo accedere ad atti dell'ARS, ma loro possono dimostrarci che erano con la certificazione della loro presenza in aula. Lo facciano.